Le confermazioni verranno effettuate questa sera intorno alle ore 22:15 dopo la finale della categoria ieri. Invitiamo le squadre ad allontanarsi di qualche metro, grazie, invitiamo le squadre ad allontanarsi di qualche metro dal palco. Grazie. Quando te lo danno vieni un po' dietro ragazzi, dai. Allora chi si premia? Allora facciamo posizionare le squadre e così invitiamo anche il direttore di gara, signor Onani Salvatore, al quale viene consegnato il trofeo Green Cup 2011 al ricordo della finale da lui diretta. Prego s'accomodi e lo ringraziamo per la direzione di gara. Dopo il direttore di gara mi sembra giusto premiare con il trofeo Green Cup 2011 insieme i due allenatori, il signor Ferrara Giuseppe e il signor Fabio Alessandro. Ricordiamoci e ricordatevi che gli allenatori sono sempre in prima fila, sono sempre i primi ad arrivare, sono sempre gli ultimi ad andare via e si impegnano tanto per la crescita non solo tecnica ma anche educativa e morale dei ragazzi. Grazie ai mister che aspettiamo il prossimo anno nel 2012 per l'edizione numero 6. Allora, squadra seconda classificata, Associazione Calcio Indomita Parata, ancora il trofeo in capitano. Ringraziamo la formazione del Presidente Bernesti per la partecipazione. Ricordando che il bene capovolto non saremo in podio. Squadra prima classificata, Associazione Calcio Valterona. Visto ma col tempo. Ricordiamo che alle ore 19:30 per la categoria giovanissimi finale tra le squadre di Etruria 2009 e Junior Camp squadra A. Junior Camp ha presentato due squadre, squadra A e squadra B, ed ha raggiunto la finale con la squadra A. Sotto la direzione di gara del signor Capacci Maurizio, queste sono le formazioni. Etruria 2009. Allenatore signor Cornici Alberto. Complimenti a tutte le squadre di Valterona e Parata.